conosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo. Uniti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore, della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore. La nostra storia, la nostra vita, siamo con te. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è.
No. Un piccolo pensiero al Papa Francesco, il Papa degli ultimi che ci ha lasciato nel giorno di Pasquetta, e tutto il CONI che rappresenta il nostro sport ha voluto rappresentare la figura che era la Santità Francesco, ed è stato un grande uomo di sport e tutto lo sport l'ha voluto mangiare con il minuto di raccoglimento, momenti di letture dei messaggi nei palazzetti nello stadio, quindi un gran bel momento. E ci tenevo anch'io a lanciare questo piccolo messaggio perché ovviamente la settimana scorsa nel match di Novara io non ci sono potuto essere per motivi personali, quindi ci tenevo anch'io a ricordare una figura importante come Papa Francesco. A tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio. Io sono Lorenzo Minacapelli che commenterà per voi la 25esima giornata del campionato di Serie B1 Girone A, che vede a confronto la Rotoplas Volano Volley contro il Savis Volley Academy. La formazione di Diego Ficar ci arriva da seconda in classifica da sola e oggi avrà a disposizione il primo match point in caso che riesce a sconfiggere almeno al tie break il Savis Volley Academy. Dati alla mano, noi siamo adesso secondi con 3 punti di vantaggio su Academy che è quarta e 2 punti su Santena, quindi in caso di passo falso anche di Santena potremmo riuscire nel colpaccio di chiudere al secondo posto con una giornata d'anticipo. Adesso parola a Paolo Scrisi e poi torniamo. Onda. Allora, saluto subito i miei compagni di viaggio, Silvia Briani alla parte tecnica, con la collaborazione tecnica anche di Alan Berloffa, Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, il nostro scoutman, che ci fornirà come sempre il tabellino alla fine di ogni set, soprattutto domani alle ore 12 potete tenere d'occhio i social per guardare il tabellino conclusivo della partita. Come detto, la Rotoblast ha a disposizione già un doppio match point, perché in caso di vittoria della Rotoblast è un evidente passo falso di Santena, saremmo matematicamente secondi e quindi avremo anche il vantaggio di giocare il sabato in trasferta, quindi sabato 17 in trasferta, e la partita in casa invece, che sarà nel turno infrasettimanale, invece in casa, quindi è importante fare un ottimo colpo, però questi lo vedremo solo alla fine della prossima giornata, il da farsi. Allora ci siamo. Oggi è una giornata molto importante, ma ne riparliamo tra poco. Adesso vediamo i starting six.
E adesso vediamo quello della Rotoblas. Nessuna novità per il Volpiano. La novità della formazione Ludovica Martinez Volskis invece che Giudita Romano per questa partita. Per il resto la formazione invece allenata da Gianluca Becca schiera il sestetto tipo. Allora, dicevo, è una giornata molto importante per i colori del Volano Volley perché, come avete potuto intuire sulla nostra grafica social, questa potrebbe essere l'ultima partita casalinga di due giocatrici che appenderanno le ginocchiere al chiodo, ovvero Laura Bortoli, la nostra palleggiatrice, e Jessica Deval. Infatti alla fine dell'incontro ci sarà un momento di celebrazione per le due giocatrici che hanno deciso di intraprendere una nuova strada. Però adesso non cerchiamo di farci prendere dalle emozioni, che io già sono uno di quelli che... Infatti stasera mi aspetterò un arduo compito, quindi dovrò tenermi un po' carico. Inizia adesso la partita. Servizio battuto. Bazzarone, attacco vincente di Anna Neffati. Primo punto a favore di Volpiano, 1-0. Allora, la formazione... Allora, intanto, gli arbitri dell'incontro sono il signor Patrizio Pastore di Varese e Antonio Moscardi di Brescia, i due arbitri dell'incontro odierno. Mira Neffati al servizio per la Savis Volley Academy. Attacco al centro di Giugova. Doppia bomba da parte di Neffati. Risponde Giugova. Doppia bomba. 1 pari. Linda. Carlotta Petrusiello al servizio. Ha ricevuto il libero. Bazzarone. Tentativo d'attacco di Valentina Re. È vincente perché la palla va a toccare mani del muro e poi l'asta. 2-1. Vantaggio nuovo per il... Nuovo al servizio il Volley Academy con Silvia Bazzarone. Battuto. Servizio su Ferrari, Bortoli. Attacco di Camilla. L'attacco è vincente con l'attacco in campo. 2 pari. Camilla Ferrari al servizio, autrice poco fa del punto. Ricevuto ancora il libro. Bazzarone. Tentativo quasi vincente. Ah no, è vincente alla fine. Viene chiamata la doppia. Quindi il punto è vincente. Lala Bortoli. Carlotta Petrusiello al servizio. Ferrari. Scusate. Bazzarone. Attacco vincente. Valentina Re. 3 pari adesso. Valentina Re. Ricevuto Ferrari con Ante Monaco. Subito Bortoli dall'altra parte, ma c'è la difesa. Libero costante. Poi punto è vincente. Non ho visto bene di chi, credo Valentina Re.
4-3, vantaggio del Savis Volley Academy adesso. Battuto. Ricevuto ancora Ferrari, Mona e Bortoli. Attacca Martinez Gonski in campo. 4 pari. 4 pari. Ludovica Martinez Volski. Ludovica Martinez Volski al servizio. Tutto. Ha ricevuto Valentina Re. E attacca Martina Re, ma viene murata da Lalla Bortoli. Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. Ludovica Martinez Volski, ancora lei al servizio. Battuto. Ricevuto Valentina Re e per poco non va a sfiorare il tetto. Martina Re, difesa a muro e poi di Martinez Volski. Pallonetto di Giugovas, ancora nella metà campo di Volano. Attacca Petruziello, ha difeso Bazzarone. Alza Costanzo, zona di Andreotti ed il tacco è vincente. 5 pari. Una bella affluenza qui all'Arena Biancorosa per essere le 4 di pomeriggio. Chiara Gaie al servizio. Andiamo. Via libera da parte di Antonio Moscardi, quindi la partita può ricominciare. 5 pari il punteggio nel corso della prima frazione di gioco. Servizio battuto da Gaie. Bortoli, Neval, murata. Punto vincente a muro di Volley Academy che si porta sul 6-5. Chiara Gaia al servizio. Battuto. Ha ricevuto Isabella Monaco. Attacca ancora De Valle. Stavolta l'attacco vincente di Jessica. Capitana di 1000 battaglie. 6 pari. Che per citare la frase di Paolo Scrizzi, capitana di 1000 battaglie, dopo 1000 battaglie ha deciso di diventare un cigno, visto che si dice che gli ultimi momenti si dice siamo al canto del cigno. Giorgio Andreotti il servizio per i Savis Volley Academy. Battuto su Linda Giugovas. Attacca proprio Giugovas. Nulla da fare in difesa per Silvia Bazzarone. Forse Andreotti era più in traiettoria per poterla alzare e difendere l'attacco. Servizio battuto Costanzo da Giugovas. Attacco di Andreotti vincente 8-7. Siamo 8-7. Allora, purtroppo è brutto da dire, però bella abbastanza pieno il palazzetto, ma tutti in silenzio. Peccato davvero. Penso che oggi dovrebbe essere più un clima di festa che di silenzio. Alzato troppo male la palla Giugovas, arriva al 9-7 con l'infrazione del doppio tocco. Martina Re in servizio. Servizio out. 8-9. Il punteggio. Attacco quasi vincente di Neffati. Abbiamo dovuto rimetterla nella metà campo giallo-nera.
forse lunga, arriva Neffati che mette giù il pallone del 10-8. Milan Neffati al servizio poco fa, autrice del punto del 10-8 a favore del Volley Academy. Ugo Vaz, Ice 11-8. Adesso sono 3 i punti di distacco tra le biancorosse e le giallonere. Ora Milan Neffati. Ugo Vaz, un'altra buona difesa da parte del Volley Academy che però concede una free ball. Prova Carlotta, però attacco troppo difficile. Attacca Andreotti. Tocca il pallone Martinez Voskis, però la deviazione non è sufficiente per evitare il punto. 12-8. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, siamo 12-8 a favore del Savis Volley Academy nel corso di questo primo set. Dopo un iniziale parziale di appunto a punto, in cui nessuna delle due riusciva a scappare, adesso sembra che la formazione di Gianluca Becca abbia preso le misure alla formazione di Diego Ficarra stia procedendo più a vele sciolte. Servizio battuto, ha ricevuto Monaco, un po' in difficoltà la ricezione della Rotoblast, ma Carlotta Petruziello, nonostante tutto, con un buon attacco si prende il punto. 9-12 punteggio. Servizio battuta su Costanzo, Pazzarone evita guai, però la palla supera l'asta, esatto. 10-12. Sembrava anche a me oltre l'asta, infatti conferma è arrivata. 10-12. Servizio battuto su Costanzo. Martinez Voskis. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Carlotta Petruziello, ancora lei al servizio. Battuto. Bazzarone. Tentativo d'attacco di Re che non è andato a buon fine, ovviamente Valentina. Bazzarone al centro. Andreotti a pallonetto. Monaco dopo la difesa di Bortoli. Carlotta quasi. Martinez Voskis adesso con la free ball. Attacca Ferrari. Ha difeso Andreotti. Ci prova e con successo Valentina Re. Punto numero 13 per il Savis Volley Academy. Bazzarone. Cessione era di Ferrari. No, scusate, di Giugovas. Attacco di Ferrari è vincente! Puro vincente! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Servizio battuto.
Petruzzello, Bortoli. Jugovas, Muratta. Ancora una possibilità con Petruzzello con il money out. Che vale la parità, 13 pari. Camilla Ferrari al servizio. Ed Ace. Attacco vincente di Andreotti che riporta la parità, 14 pari. Servizio battuto. Attacca Jugovas, ha difeso Costanzo, Bazzarone al centro, Valentina Re. Ed è vincente. Volata giù un'antenna. Speriamo non sia successo nulla di grave perché è volata giù una bella antenna, è volata giù. Attacca Martinez. Boschi vincente, 15 pari. Ludovica Martinez Volschi, servizio battuto su Valentina Re. Attacca Martina Re, attacco vincente. Punto al servizio di Aragaie. Battuto, ha ricevuto Ferrari, Bortoli, attacca Jugovas, mani out, Linda, Jugovas. Servizio battuto su Bazzarone. Attacca Andreotti, ma c'è la difesa di Monaco. Al centro Ferrari attacca, ma c'è ancora Valentina Re questa volta. Attacca Martina Re. Ha difeso ancora Monaco. Jugovas! C'era anche invasione. C'era anche invasione del Volley Academy. Comunque, il punto sarebbe arrivato ugualmente. 17-16. Visto! 18-16 punteggio. Servizio di Lalla. Battuto. Ricevuto Martina Re. Attacca in maniera ottimale Amira Nefatti e fa il 17-18. Servizio al campanile di Andreotti, ha ricevuto Monaco. Jugovas attaccato con l'ausilio del muro, ha difeso Re, Valentina Re. Poi prova Andreotti. Punto vincente comunque a muro. Carlotta. Io pensavo che ci fosse stato un quarto tocco.
19-17 il punteggio. Ricevuto Costanzo, Bazzarone, Martina, Rea, pallonetto, ha difeso Bortoli, Monaco, Petruzziello attacca, ha difeso Bazzarone, Andreotti alza, zona Valentina Re. Ha provato ad attaccare da dietro la linea di 3 metri, attacca Petruzziello, ancora giocabile, Bortoli, Monaco, attacca Ferrari, in campo! Camilla Ferrari, 20-17. E arriverà il time out adesso del Volley Academy, eccolo qua, sponsor. Dovrebbe guardare la partita. Sono stato addormentato. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Intanto ci tengo a mandare un saluto, visto che Paolo prima l'ha citato che era qua al palazzetto, ma non è qua al palazzetto. Ovviamente Gilberto Vignola, il nostro fisioterapista ufficiale. Mandiamo un grande augurio che possa tornare presto con noi. Spero che sta guardando la partita per tifare le nostre ragazze, come ha fatto sempre dalla panchina con tutta la grinta, insieme ad Alan Berloffa, quando erano insieme. Erano proprio una coppia formidabile. E hit! Per poco. Vabbè, ci si prova, magari finché non c'è il VAR e il challenge. Martina Re al servizio, 20-18, con poco fa il servizio che si è spento out. Ferrari ha ricevuto Bortoli, attacca, no, Dovaz, però viene murato da Valentina Re. 19-20. Si rifà sotto la formazione di Gianluca Becca. Tutto. Monaco ha ricevuto Bortoli, Truzziello, che bomba, disinnescato Martina Re e Valentina Re salva però anche la Rotoblast. Ancora Monaco, è andata male questa volta, peccato. 20 pari. Ancora Martina Re al servizio. Va tutto su Monaco, Bortoli. Ferrari ha una mano sola, Valentina Re che va a attaccare. Valentina Re, che punto. 21-20. Vantaggio Sovis Volley Academy. Mamma mia, che punto. Salvataggio a un braccio, non sa lei come, dopo bomba. Andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, siamo sul punteggio di 20-21 a favore del Savis Volley Academy nel corso del primo set. Secondo time out usato da Diego Piccarra, mentre Gianluca Becca ne ha ancora uno a disposizione. Servizio battuto da Martina Re su Monaco. Forse un po' lunga. Ferrari ha dovuto attaccare subito. Valentina Re ha difeso Giugovas. Bortoli lotta. Petruzziello pallonetto, ma ha difeso. Un po' di confusione in questo momento negli attacchi, però ancora giocabile. Jessica De Val, 21 pari.
Pronta al servizio. Fa tutto, date palma in rete. 22-21, di nuovo vantaggio Savit Volley Academy. Amira Neffati al servizio. Battuto su Vukovac. Attacca Ferrari, ha difeso Andreotti. Poi prova a attaccare Valentina Ferrari. Forse c'era il quarto tocco. Ancora giocabile con Andreotti che chiude il punto. 23-21. Tutto il servizio, Bortolì. Vincente il muro di Valentina Re. Ball a disposizione della formazione allenata da Gianluca Becca. Battuto servizio da Neffati. Bortolì. Attacca Petrucciello. Un lato il primo stat ball. Pronto il time out. Sponsor. Nuovo in diretta Arena Biancorosso di Bolano, 22-24 a favore della frazione giallo-nera di Volpiano per questa prima frazione. Servizio battuto da Petrucciello. Attacca ed è vincente, 22-25, si chiude. Savit Volley Academy vince il primo set per 22-25. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set.
Troppo a ritmo della canzone. Di nuovo in diretta. Arena biancorossa di Volano 1-0 il punteggio per i Stabis Volley Academy nel primo set. Allora, scusate. Vi leggo subito i punti di squadra della Rotoblast dopo il primo set. 2 punti Deval, 3 Martinez Boschi, 4 Zugovas, 5 Petriziello, 3 Bortoli, 4 Ferrari. 21 punti di squadra e uno solo su errore del Stabis Volley Academy. Per quanto riguarda il Stabis Volley Academy invece 5 punti per Andreotti, 3 Martina Re, 4 Neffati e 9 Valentina Re. 21 punti di squadra, 4 su errore della Rotoblast. Quindi potremmo dire che è stata una partita con pochi falli comunque, perché con pochi errori, perché comunque un errore solo del Stabis e 4 della Rotoblast. Prova l'attacco del Fadi, ma viene deviato un po' davanti del Camino per Andreotti a muro praticamente 0, la mette a filo di linea, 1 pari. Allora, principale avversaria Santena ha vinto il primo set 19-25, ma il secondo set al momento sta conducendo i Don Colleoni. Vediamo le altre partite. Villa Cortese ha vinto il primo set 19-25 contro Cabbiate e sta vincendo il secondo per 4-11. Bortoli attacca Camilla Ferrari 2-1. L'altra partita che si sta giocando è Club Italia Trentino di Argentario con la vittoria del primo set a favore del club milanese 25-20, mentre il secondo set lo sta al momento conducendo con un punto di vantaggio, anzi 2 punti scusate, 6-8 la Trentino di Argentario. Ferrari servizio alza Mazzarone, prova l'attacco Andreotti, ma la spara completamente in rete. 3-1. Altre partite. Il Immobiliare Novara ha vinto il primo set 21-25, sta vincendo il secondo per 6-7 contro il Volley Parella Torino. Per quanto riguarda l'altra partita, c'era il quarto tocco qua, ma si gioca Valentina Re, ripeto, Monaco morto lì. Zugovas ha provato, ma c'è Andreotti sulla traiettoria. Valentina Re, pallonetto, difeso. Tre a 2. 3 a 2. L'altra partita è Libellula Banca CRS contro GS Fuoco il Volley. Ha vinto il primo set Libellula per 17-25 e sta vincendo il secondo per 6-9. Dalla Rotoblast 4-2. Volley Academy ha vinto, Volley Academy Valterina Valchiavena ha vinto il primo set 26-24 e sta vincendo 2-0 con Palau il secondo set. Al servizio per Martinez Boschi con 2 ace di fila. Ripeto Petruzziello, l'attacco di Valentina Re, ci prova giù Giovata, anche qui Costanzo risponde presente. Non ci è arrivata per poco Bortoli.
3-6. Servizio battuto da Valentina Re su Ferrari. Bortoli al centro, Vale e Camilla Ferrari. Palla lunga però c'è free ball. Monaco. Djugovac out. 4-6 il punteggio. C'è punto consente 3-5. Battuto. Quasi il tetto sfiorato, giocabile per Djugovac. Ha difeso Costanzo, prova Andreotti. Fatto l'attacco, bruciato il vantaggio Rotoblat, 6 pari. Bortoli. Djugovac, attacco vincente, 7-6. La porta nel servizio. Servizio battuto da Valentina Re. Bazzarone. Attacca Martina Re. Passa l'attacco di Martina Re. 7 pari. Servizio out. 8-7. Rotoblat. Linda Djugovac. Linda Djugovac, battuto. Ricevuto Martina Re, Mazzarone, Andreotti. Bortoli ha difeso l'attacco. Ci prova Ferrari, ma c'è pronta Valentina Re. Da Martina, da Valentina a Martina. Il passo da regina si diventa Re. 8 pari. Sono battuta ignobile. 8 pari. Il servizio di Andreotti su Monaco. Tutto giù. Deval però è out. Out. 9 pari. Dopo un set in cui l'errore era quasi inesistente, adesso abbiamo già fatto praticamente gli errori che abbiamo fatto nel primo set con meno di 20 azioni. Jessica out. Un altro errore. Ho parlato troppo presto a dire che è stata una partita senza errori. 10-9. Ovviamente tutto Ferrari. C'è Andreotti a difendere. Valentina Re, murata da Carli. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 10 pari il punteggio. Ancora
Va per il secchiello del servizio, ricevuto Costanzo, Bazzarone, Nefati, ancora Cavi! Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Vantaggio all'Autoblat, 11-10. Battuto, ha ricevuto Valentina Re, Bazzarone, ha difeso scusate, aveva provato Valentina Re. Attacca Giugovas, ha difeso Martina Re. Portoli. Attacca Ferrari. Cavilla! Ferrari! 12-10. Su Costanza. Scusate. Buona la difesa di Giulio, basta, attacca ancora Camilla Ferrari, 13-10 Camilla Ferrari. Ancora Carli al servizio, 13-10. Sponsor. Andiamo a bar. No, non da ridere perché quando parli c'è di poi. A 11 di nuovo in diretta Arena Biancorossa di Volano, visto out nella Rotoblat, comunque una buona sequenza. Perdo Nefati per Bocchiano, servito su Giugova, Marco Ferrari, una difesa stavolta Martina Re e Valentina Re attacca, mani out. E vale il 12° punto per la formazione giallonera. Dai, subito! Out 15-12. Palla lunga Bazzarone. Oh mamma mia. Mamma mia. Luca attaccato. Ai 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 ai. Scusate, mandiamo gli sponsor. Mandiamo gli sponsor. Ragazzi, purtroppo è brutto da dire, ma abbiamo visto poco fa il replay, ma è proprio crociato. Mamma mia. Sono tutti sotto shock veramente.
Andiamo ancora con gli sponsor. La Carli credo da lì in bagger. Andiamo con gli sponsor lunghi, torniamo tra poco. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo ancora tutti sotto shock per questo infortunio molto molto grave di Linda Djugovac. Guardando dal replay temiamo il crociato tutti, mi sa. Si riparte dal 15-12 per Volpiano. Ovviamente adesso comunque Jessica chiederà la rotazione, giocherà al posto di Linda Matilde Maines d'acquisto. Adesso il nostro augurio è che non si viva nella paura questo match adesso, perché per la preoccupazione di Linda, però abbiamo alzato, adesso c'è comunque l'applauso di tutte le ragazze
presenti al palazzetto, di cui anche dei giovanili. Difficile anche per me commentare questo momento. Allora, servizio Camilla Ferrari, ovviamente il punto di poco fa, siccome l'azione si stava ancora giocando, è stata fischiata, sono stati alzati 2 pollici per fermare l'azione. Allora, servizio battuto, si ricomincia a giocare. Valentina Re ha salvato Ferrari, attacca Maines d'Acquisto, difeso Costanzo, centro Andreotti, palloneta, difeso Bortoli, Monaco, ancora Maines d'Acquisto, difeso Valentina Re, Bazzarone, Martina Re, difeso Monaco, Bortoli, Trussiello, un free ball e passa l'attacco di Valentina Re, primo punto, scusate, 13° punto per la formazione vedo ricevuto Maines d'acquisto, attacca Camilla Ferrari, Ludovica Martinez Boschi, battuto su Martina Re, Bazzarone, Valentina, infrazione di quarto tocco, 17-13. Martinez Voskis ha ricevuto Martina Re, Bazzarone attacca con successo. Stacchi un attimo il microfono. Da 15-18 punteggio con inconveniente. Allora, siamo sul 15-18 a favore della Rotoblast. Nel corso del secondo set c'è stato un cambio, è uscita Gaie ed è entrata la numero Allotta, che ha ricevuto Maines d'acquisto. Bortoli, Trussiello, Dreotti incentra l'attacco, 16-18. Ricordo a chiunque che si è appena collegato soltanto ora alla nostra diretta che purtroppo nel corso di questo set si è infortunata in maniera molto grave Linda Giugova, probabilmente cruciato, rotto, che la terrà sicuramente fuori per tutta per gran parte anche della prossima stagione. Petruziello 19-16. Di nuovo il cambio, è riuscita Liotta ed è entrata Gaie.
Maines d'acquisto al servizio. Servizio battuto. Alza Bazzaroni, zona Valentina Re. Monaco. Attacca Ferrari, va c'è la difesa sia a muro e poi in difesa. Non c'è arrivata. 17-19. Servizio battuto, ha ricevuto. Ehi. 18-19. Battuto, Monaco. Ha ricevuto Bortoli. Petruzziello, lì. Nota Petruzziello, 20-18. Jessica va al servizio. Battuto, ha ricevuto Valentina Re, Bazzarone, Andreotti. Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. 21-18 il muro di Ludovica Martinez Boschi. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena bianco-rossa di Volano. Siamo 21-18 a favore della Rotoblat nel corso del secondo set. Un set funestato dal gravissimo infortunio occorso alla giocatrice del Volano Volley Linda Giugovas, circa credo sul 14-10, più o meno in quel frangente lì, comunque, nel tentativo di fare un attacco alla disperazione. Carli 22-18. Pronta Jessica. Lunga. Giocabile ancora. Ferrari. Invasione. Contro. Savis Volley Academy 23-18. Jessica De Val al servizio. Battuta. Valentina Re. Ne fatti. Attacco vincente di Valentina Ne fatti. 19-23. Ferrari, Bortoli. Petruzziello! Carlotta Petruzziello. 24-19. Battuto il servizio. Lo zio anche del net, ne fatti. Carlotta salva. Però sono tutti in una posizione per non attaccare. Andreotti, Bortoli, Ferrari. Mani. Passa l'attacco, ha salvato Martinez e Maines d'acquisto. Sono ostruito Bortoli e Petruzziello.
Peccato. C'è un cambio. Felice Buffone per Amira Neffati. Servito battuto. Mainer taccuito, forse un pelo lungo ma da giocabile. Ferrari! 1 pari! Bravo con gli sponsor, torniamo per l'inizio del terzo set. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorosa di Bolano, siamo sull'1 pari dopo 2 frazioni di gioco. Sono stato poco fa giù, siamo un po' stati un po' tutti giù a vedere come stava Linda. Veramente a livello mentale questa è una batosta pesantissima. Però questo è lo sport. Quindi
Inizia il secondo set. Scusate, non vi ho ancora letto il tabellino del secondo set, dei 2 set giocati, però aspettiamo un attimo. Adesso primo punto fermato da Valentina Re, 1-0 Savis Volley Academy. 2 punti De Val, 6 Martinez Voski, 6 Djugovas, che purtroppo non ne farà altri in questa partita. Petrusiello 11 anche per Camilla Ferrari, 3 Lalla Bortoli. 39 punti di squadra, 8 su errore del Savis Volley Academy. Servizio auto di Nefati, 1 pari. Lalla Bortoli nel servizio. Pronta. Adesso al termine di questa azione vi dico anche quelli del Savis Volley Academy. 2-1 a 1 del Volley Academy. Allora, 9 punti Andreotti, 7 Martina Re, 5 Neffati, 13 Valentina Re. 34 punti di squadra, 12 su errore, no, 11 su errore della Notibas. Minus d'acquisto di poco out, 3-1. Silvia Bazzarone al servizio per la formazione di Gianluca Becca. Stacquisto Ferrari dall'altra parte. Giocabile ancora Bortoli. Petrusiello, difeso Martina Re, attacca Valentina Re, Bortoli. Dai, 4-1. Volley Academy. Chiamo alla capitana Bazzarone. Forse per contenere un po', l'esultanza, forse un po' troppo esultanza, esagerata forse. Almurata da Andreotti. 5-1. Che porta sul nastro e poi tocca la quarta volta, quindi 6-1. Se qua chiamerà il time out Picarra, eccolo qua, pronto. Dall'Arena Biancorossa di Volano abbiamo già il primo risultato ufficioso della 25esima giornata. 3-0 di Villa Cortese su Cabbiate, 19-25, 15-25, 13-25. Tra Club Italia e Trentino Adige Argentario il punteggio è sull'1 pari. Però Club Italia sta per vincere questo terzo set perché gli manca solo un punto contro i 14 di Argentario. Tra Torino e Novara punteggio fermo sull'1 pari, con Torino che sta vincendo 19-11 il terzo set. Libellula sta vincendo 2-0 sul campo del Legnano e 8 pari nel corso del terzo set. Invece notizia clamorosa è che comunque il Volley Academy saluterà la B1, ma lo fa in grande stile perché sta battendo 2-0 e quasi 3 e sta rischiando il 3-0 perché comunque 26-24 il primo, 25-18 il secondo
e sta vincendo il terzo 14-17 con Palau. Mentre sul campo che ci interessa di più, il Donco Leoni ha vinto il secondo set 25-17, quindi siamo sull'1 pari, ma la formazione di Santena è sul 19-22 a favore proprio delle torinesi nel corso del terzo set. Questo è il punteggio alla fine dei due set, e attualmente terzo set. Attenzione, ha salvato Valentina Re. Vedete un miniso a 1000 all'ora del Savis Volley Academy. Arli 3-8. Matilde minus d'acquisto. Su Costanzo, Bazzarone, attacca Valentina Re, ma la palla tocca il tetto. Ferrari, Marta De Val, minus da 15 metri la petta, attacca Tettiglielli curata 2 volte, la Rotoblas, Ferrari, al terzo tentativo. Vieni per Miria. Costante probabilmente era out, ma giocabile per Volley Academy. Salvato minus d'acquisto Ferrari, attacca minus d'acquisto, cioè Mari out 5-10, crederci, nonostante la difficoltà a livello psicologico dell'infortunio di Djukovac. Servizio da Petruzziello, Bazzarone, Andreotti da solo, attacca ma c'è la difesa di Petruzziello, attacca Ferrari, la palla si spegne sul nastro. Ci ha provato. In auto Valentina Re. 5-12. Servizio Andreotti, battuto, riceve Maines, Bartoli, Ferrari, Camilla Ferrari, 6-12. Su Costanzo, Bazzarone subito dall'altra parte, andiamo di sfruttarlo.
Andreotti. Giorgio Andreotti firma il punto numero 13 per la formazione gialla nera. Guarda un messaggio. Durata Martinez Boschi. La partita 6, Samis, Olbrano. Adesso sta stando anche molto il nervosismo. Martina Bortoli a parlare. Richiamo verbale. Durata, minus d'acquisto danno fatti. E adesso ovviamente adesso Volley Academy gioca molto più sciolta. Bortoli, Ferrari attacca. Invasione di Neffati. Ultimo punto per la Rotoblas. Battuto, ha ricevuto Costanzo. Bazzarone. De Valmura però è giocabile ancora. Zona minus d'acquisto. Matilde. Viso battuto. Snetto. Valentina Re vincente. Amina, che fate a servizio? Fatta minus d'acquisto. 9-16. Monaco. Giocabile dall'altra parte. Monaco ancora giocabile per Volley Academy al centro. Ancora giocabile per Volley Academy. La punta vincente di Valentina Re, che è veramente una macchina da punti oggi. Durata Petruziello 18-9. Time out sponsor.
ancora sta di volano, 18 a 9, scusate, il punteggio a favore di Savage Volley Academy nella terza frazione di gioco. Bazzarone, Final d'acquisto, riceve Bortoli, De Val, Costanzo, difeso, stato vincente, Giorgio Andreotti. Di Ferrari, difeso De Val, muro. Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Battuto, ricevuto Martinaré, attacca. Ci ha provato Andreotti, adesso è giocabile dall'altra parte da noi, andiamo di sfruttarla per provare ad accorciare un po' il distacco. Un'altra possibilità, Monaco, zona Ferrari, Costanzo che salvataggio, ancora giocabile, sta andando anche bene comunque al Volley Academy, non in questa occasione. 11 a 9 e 19, scusate, 11 a 19. Minus d'acquisto ora, Matilde, minus d'acquisto. Ha ricevuto Valentina Re, Bazzarone, attacca proprio Valentina Re, punto è vincente. 20 a 11. Vincente di Ferrari. Treviso, la presa di spalla non è portata, quindi è buona Bruziello. Qua andata di lusso, è andata. Servizio out di Sara Murgia, rientrano in campo
14. Out. Servizio di Petruzziello. Troppo Petruzziello ha risentito dell'infortunio scioccante di Linda Djugovas. Da dalla prima momento che erano tutte accorse verso Linda, lei era lì sotto shock. 22-14. Servizio soprattutto la felicitazione. 4. Ah, ecco. Infatti viene richiamata col però gli ha fatto anche l'applauso dopo. Simone, tu devi però gli ha alzato il cartellino e gli ha fatto poi l'applauso, ma dovrebbe essere un altro richiamo, no? Quello sto dicendo, infatti, che dopo gli ha fatto anche la reazione. Time out sponsor. Sì, però ti devo dire. In diretta, c'è tanto da discutere in questa partita. a 15. Servizio. Villa Ferrari ha ricevuto Valentina Rea. Neffatti attacca. Attacco vincente di Amira Neffatti. 23 a 15. Servizio su Ferrari, morto lì. Ferrari in free Neffatti. Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster. Domenica Martinez Volskis. Out. 24 a 16. E gol a favore del Savis Volley Academy. Amira Neffatti chiuderà il set lei? No, al momento no, però c'è Gaia che pura vincente. 15 a 16, 25 a 16, poi torniamo per il quarto set.
Di nuovo in diretta all'Arena Biancorossa di Milano. Abbiamo subito il quoziente set. Allora, 4 punti per Deval, 2 minus da questo, 6 Voskis, Martinez Voskis, 6 Djugova, 13 Petruziello, 4 Bortoli, 15 Ferrari. 50 punti di squadra, 13 su errore del Volley Academy. Attacca Valentina Re, difeso Deval, giocabile ancora con Andreotti, Deval, Carlotta, provato l'attacco, Andreotti, minus d'acquisto, Bortoli, Mucchiello, ancora Valentina Re miracolosa, Bortoli, pari, out. Uno pari punteggio. Andreotti 13 punti, 8 Martina Re, 7 ne fatti, 3 Gaie, 23, addirittura 23 Valentina Re, 54 punti di squadra, di 16 su errore della Rotoplas. Un altro punto per il Volley Academy. Adesso andiamo a vedere le partite che si stanno giocando. Allora, è finita a Legnano, Libellula ha vinto 3-0 con Legnano, finita anche a Sondrio, ha vinto 3-0 il Volley Academy con Palau. Sul campo di Tre Scuole Balneari il punteggio è di 2-1 a favore di Santena, e vedendo il punteggio che sta maturando ora, a meno che la Rotoplas non arrivi al tie break, rischia di scivolare al quarto posto. Questo per dovere di cronaca, non per augurarcelo, è ben chiaro. Poi è finita anche a Milano, ha vinto il Club Italia 3-1 contro Argentario, 2-1 il punteggio a favore di Torino invece contro Novara, mentre però il quarto set a favore di Novara per 19-14. Questa è la situazione attuale. Adesso torniamo in clima partita. Ancora giocabile per la Rotoplas, si è provato Monaco, subito dall'altra parte. Gaie! Vincente. 4-2. Attacca Petruziello, salva di piede, però niente da fare. 5-2. Bortoli, Ludovica, Martinez Voskis, out. 6-2. Adesso si mette malissimo adesso. Per il Volley Academy. Attacca Ferrari, questa volta 3-6. Allora, la situazione di classifica attuale è che la Rotoplas è avanti di 2 punti su Santena e 3 punti su Volley Academy. Ovviamente adesso, visto che la situazione comunque è a favore del Volley Academy, in caso di vittoria di questo set si riporterebbe davanti alle biancorosse, invasione di Martinez Voskis, si riporterebbe, dicevo, avanti anche se siamo a pari merito, si porterebbe avanti per una miglior differenza di vittorie, una vittoria in più se non erro, o forse 2 adesso, forse, vabbè, quei calcoli li facciamo alla fine. E poi ovviamente il fatto che se Santena ha già 2 punti di
C'è rischia in caso di vittoria di questo set Sandra di portarsi un punto avanti di noi, se non lo facciamo. Quindi ci ritroveremo Santa la seconda, Volley Academy terza e noi quarti. Petruziello. Questo andava out, Costanzo alla bordo, ritorno vincente. 4-8. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Giulia. Andreotti, vedo Petruziello. Attacca Maines d'acquisto, Costanzo. Valentina Re. Vai anche Valentina Re. È umana anche lei. Non è un robot. 5-8. Ancora Boschi, Martina Boschi. Martina Re, attacco vincente. Martina Re. Stavo vincendo 2-1. 9-5. Battuto. Ricevuto Maines d'acquisto. Ferrari attacca. Dai. Andreotti difende Petruziello. Monaco. Petruziello ancora si è voluto affidare. Martinari. Attacco vincente. 10-5. Maines d'acquisto e Ferrari, scusate, Monaco dall'altra parte. Andreotti provato l'attacco, adesso ci prova Martina Re. a 5. Time out sponsor. In diretta. A 6 allora. Detta 12.
attacco vincente. 7-13. Sì, all'attacco vincente. Di Bazzarone. Ricevuto Martinez Martinez 9-14. Carlotta Petruzziello. Questo battuto. Bazzarone. Enculare. Difeso Petruzziello, attacca per aria, difeso Andreotti, quello di anche del muro. Bazzarone, ancora Valentina. Re ha salvato. Non ce l'ha. Per poco non l'ha salvata Monaco. Ferrari, difeso Martina Re, attacca Valentina Re. Attacco di Martinez Boschi. 16-10. Camilla Ferrari. Servizio battuto. Ricevuto Martina Re. Valentina Re attacca. Difeso Petruzziello. Attacca Ferrari. Bazzarone. Costanzo al Simbager, zona Andreotti. Ancora gioca. Costruiscono. Sono staccolate. 17-10. Di male in peggio. Time out. Sponsor. In diretta Arena Biancorossa di Bolano. 17-10 a favore del Savis Volley Academy, che ormai è quasi sta per mettere una seria ipoteca forse anche su questa partita, anzi sulla partita è quasi sicuro, e forse anche sui playoff, perché adesso sarà
un'impresa poi difficilissima per noi, perché dovremmo andare a Santena, perché dovremmo andare fitta, che è quasi ormai, non voglio pontificare o fare un funerale come fanno come fa la città di Napoli alla vittoria di uno scudetto, però vedo che comunque adesso noi ci ritroveremo quarti a pari merito saremo terzi a pari merito con il Volley Academy, ma loro sono avanti per un maggior numero di vittorie. Santena sarebbe seconda da sola con un punto di vantaggio proprio sul Volley Academy, e con un punto su Santena su di noi e su Volley Academy. Scusate, ormai non riesco neanche più a trovare le parole. Ancora Ferrari, Martinare murata dall'Alla Bortoli. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Alla Bortoli. Infatti ho trovato Truzielli in free ball. Ancora Valentina Revera. Infatti una macchina da punti, un set solo suoi. Bortoli. Attacca Ferrari. Martinare 21-12. Provato infatti, voleva provare. Jessica. Matilde Miner sta acquisto il servizio 13-21 out. Sì. Non lo so. Sì, però cambia un cazzo. Scusate. Attacca Petruziello Bazzarone. Anche fortunata qua la Volley Academy, il nastro 13-23. Savis Volley Academy sta per giudicarsi questa 25esima giornata. Vi ricordo per dovere di cronaca che la prossima giornata sarà l'ultima della regular season e sarà il Palasser di Santena. Sarà il Palasser di Santena alle ore 16 sabato prossimo, con la Rotoblas che è chiamata un'impresa impossibile, quella di riuscire a uscire con i 3 punti, che non c'è altra soluzione per andare ai playoff. O batti 3 o vinci con 3 punti o sei fuori, perché ormai Valentina Re porta sul 24 a
Pronta al servizio. Out. Infatti ha provato, se lo può anche permettere, infatti in questo momento con tutti i punti di vantaggio che ha la formazione di Gianluca Becca. Ancora un altro set alla match, scusate, Petruziella servizio, Re, Valentina e Valentina Re chiude e finisce qua la partita e vince il Savit Volley Academy. Senza l'infortunio di Djugovac avremmo potuto vincere? Non lo so, è una risposta che non sapremo mai darvi. La risposta che possiamo darvi con certezza è che la formazione di Gianluca Becca ha espugnato l'arena biancorossa e si riporta al terzo posto insieme al Volano Volley al momento. Con la vittoria di Santena adesso la situazione è questa: Santena seconda e a un punto dietro avrà Volano e Volley Academy, però Volley Academy ha il vantaggio di avere le vittorie dalla sua parte, questo già gli dà una posizione di vantaggio. La Rotoblast per aggiudicarsi i playoff, per andare ai playoff deve per forza vincere 3-1 o 3-0, non c'è altra soluzione per andare ai playoff, ovviamente, però con una Djugovac in meno, e questa è la realtà dei fatti. Allora siamo alla chiusura di questa diretta e io ringrazio Silvia Briani e Alan Berlova per la parte tecnica, ringrazio Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche. L'appuntamento è sabato prossimo per il finale di stagione, probabilmente finale di stagione, speriamo di no. Grazie a tutti per averci seguito, da parte di Lorenzo Minacapelli è tutto, buona serata. Allora, per la serata, abbiamo dedicato il nostro Marco
posto sul grande marketing di Milano Dorley. Premia signori Kenny Solaffi, l'impresa del PDL.